Comincio con la pace del mondo, che il Signore ne dà che la grazia grande, che la finiscino una volta per tutte, che siamo cristiani e siamo bestie. Dopo c'è il Papa Francesco Benedetto, dove che lui il suo sorriso, che lavora con tanta fatica per ottenere la pace. Ogni sera nella sua stanza di Villa delle Magnolie a Monastier, nonna Carmen Bivi, 100 anni compiuti nei giorni scorsi, prega come le hanno insegnato la mamma e la nonna, che pure avendo 13 figli non aveva esitato ad adottare anche 2 nipoti rimasti orfani. Prega per la pace, Carmen, e per chi decide le sorti d'Italia ed Europa. Dopo Mattarella, che era oggi sì, presidente, no, il giorno d'oggi. Dopo Mattarella, sì, il presidente del Consiglio e dopo il capo dell'Europa. Che sì, dà la grazia di tanta salute che gli duro le redine del cavo più che il pollo che non va di tal fosso. Che la capivo? A sorreggere Carmen in questi lunghi anni, nata a Latisana il 16 luglio del 23, una grande fede dunque, ma anche lo smisurato amore per i propri cari. Non confiate ringraziare il Signore per la salute mia, dei miei figli, che sono stati tutti tre bravi, che per me sono tre perle, Signore. Sarta durante la Seconda Guerra Mondiale, sposa nel 1952 con Luciano Chiandotto, con sé sempre la grande devozione e la fiducia per il futuro, un sorriso contagioso per i familiari e per gli operatori della casa di riposo, immancabili per lei piante e fiori e soprattutto le rose che ha voluto a sua volta donare alla Vergine Maria.